Buongiorno a tutti ragazzi, come ricordate in un video precedente, questa invasione di cavallette ci fu a Las Vegas, se vi ricordate, e fecero il giro del mondo. Gli insetti furono attratti dalla luminosità della luce della città e causarono tuttora un'altra nuvola di queste cavallette, quindi questo sciame ha colpito lo Yemen, un paese già devastato dalla fame e dalla guerra. Adesso si sono messe anche loro, che stanno portando danni considerevoli alle colture in oltre 60 paesi, principalmente ragazzi in Africa, Medio Oriente e Asia centrale. Diciamo che più farà il cambiamento, diciamo, a livello mondiale sarà più alto, cioè più il riscaldamento globale aumenterà, più aumenterà la fame di questi insetti, che questi mangiano davvero tutto, quindi l'aumento della temperatura gli fa aumentare la fame, quindi è meglio se non aumenta la temperatura. Quindi questi insetti possono mangiare, pensate un po', il doppio del loro peso, pensate un po' quanta fame hanno, quindi distruggono tutto quello che trovano, mais, tutto quello che è commestibile a livello di, diciamo, grano, riso, mais, tutto quello che trovano da commestibile, quindi cereali, non fanno eccezione di nulla, quindi poi arrivano miliardi, milioni, quindi non è che qua arrivano sciame, tipo, qua arrivano proprio a milioni, quindi sono queste sono le più pericolose al mondo in effetti per la loro voracità. In effetti questo davvero mangiano di tutto. In effetti nel 2004 queste locuste o cavallette, come le volete chiamare voi, hanno causato quasi 2,5 miliardi di dollari in USA solamente. Quindi si stima che le percentuali di danno causate dalle queste diciamo animali, sia a livello globale sia a livello normale, lo collocano più o meno a un 10% a livello mondiale. Pensate un poco. Un sciame di questo, ragazzi, può essere devastante per tutto ciò che incontrano sulla loro via. Quindi è inutile mettere pesticidi, queste cose qua, perché oramai sono diventate immuni anche a queste qua. Quindi è inutile mettere pesticidi perché non servirà a nulla. Quindi diciamo che per il momento, come ben ricordate, queste creature sono antichissime, difatti appaiono, scusatemi, il napoletano è più forte di me, nella Bibbia e nel Corano, quindi pensate un po' che queste piaghe di cavallette appaiono già nella Bibbia e nel Corano, quindi già nel mondo antico Pipino il Vecchio disse che 800.000 persone erano morte in quella che è oggi la Libia, l'Algeria e la Tunisia a causa della carestia causata da una piaga di queste locuste. Pensate un poco che riescono a fare queste cose, quindi purtroppo il riscaldamento globale aumenterà la fame di questi insetti, quindi ragazzi è un problema davvero serio, quindi speriamo che le temperature si abbassino, così questi insetti vanno in letargo. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, una notizia insolita come sempre, e ci sentiamo al prossimo video.